Dov'è Enzo? Enzo! Enzo! Giova, fa. Oh, perciò. Dai. Raga, poi dobbiamo fare una foto perché è la prima volta la maglia nerazzurra. Andiamo? Cosa? Dai, andiamo! Dai, bene raga, andiamo, dai! Che pallone che batta senza nessuno fuori e ti fa ammazzare. Palestrini, dov'è la casacca? Poi appare da nesci, Comunque, ma tu 10 anni? Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisli, qui dal campo comunale di Bagheria. Benvenuti al derby della città delle ville tra Bagheria CDV e Bagheria 90-011. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, oggi qua dal campo, da questo rettangolo verde che è la massima espressione di entrambe le squadre che oggi si sfideranno per la terza volta in stagione dopo i due round dovuti al primo turno della Coppa Italia d'Eccellenza, che sono andati a pannaggio della formazione nerazzurra di mister Ribaudo, oggi squalificato sia mister Rinaldo sia mister Matita. E quindi andiamo prima però con la formazione dei padroni di casa, ovvero il Bagheria Città delle Ville, con in porta Cannizzaro, e poi agli ordini di mister Tomasello avremo Ballariano, Cristian Costa, Florio Lopresti dietro, Petrullo, Scalise, Gallina a centrocampo con Lucera, Girgenti e Gio pronti a manovrare lì davanti per cercare di fare male agli avversari. 90-011 che risponde con in porta Zummo, 3-3 con Tabasso, Cirafici e Raia in difesa, poi Danilo Abate, l'acquisto serio più avanzato, Pucci e Fricano. Quanto riguarda invece l'attacco, oltre appunto a Jack Serio che sta sempre doppia funzione di legare da quattrettista avanzato le due zone. Oltre a lui ci sono anche Lo Bosco e Iezzi, grandi ex anche
della partita. Direttore di gara di oggi, il signor Daniele Mastro Simone della sezione di Palermo. Nel frattempo inizia la gara, primo possesso per i nerazzurri del Bagheria 90-011. Per quanto riguarda invece la bandierina, sarà alzata vicino alle panchine la signora Elisabetta Gianquinto della sezione di Marsala, mentre dall'altro lato sarà il signor Vincenzo Settipani della sezione di Trapani a svolgere il ruolo di guardalinee. Bagheria contro Bagheria, Città delle Ville contro 90-011. L'anno scorso 4 round tra le due formazioni, 2 di campionato, 2 di coppa, tutti appannaggio del Bagheria Città delle Ville. Quest'anno invece nei 2 di coppa un pareggio nel derby comunque abbastanza tipico, giocato a Monreale, al Concadero di Monreale, e poi invece qui al Comunale il primo derby tra le squadre di eccellenza di Bagheria si è chiuso con un netto 0-4 in favore del 90-011. Qua invece può giocare Lucera, largo a sinistra, ancora il numero 10 prova a entrare al centro, il pallone passa, in qualche modo Zummo a dire di no, poi prova a uscire dalla zona pericolosa il 90-011, lo fa con una grande cavalcata lì sulla fascia sinistra, poi riprende bene palla con calma Costa. Aveva provato il dribbling su di lui d'acquisto, non è riuscito però nella sua giocata. Ancora pallone per il Bagheria Città delle Ville, ancora per i bianchi con Petrullo che può girare. Petrullo ruota, poi torna a destra, non è preciso però il pallone per Gio, può giocare largo a sinistra invece per il 90-011 Iezzi. Tante importanti personalità oggi qui al campo comunale, sia da una parte sia dall'altra, squadre sicuramente ben fornite per affrontare questo campionato di eccellenza, alle quali partecipano dopo aver militato l'anno scorso in quello di promozione. A giocare il 90-011 ancora con il filtrante, a cercare Serio, a sfidarlo vi è Lopresti che rimane fisso su di lui ma riprende bene palla il 90-011, poi può tornare dietro Florio, lo fa senza particolari problemi dalle parti di Cannizzaro. Bagheria Città delle Ville che ha costruito il suo bottino qui in casa, 6 punti in 4 giornate, 6 su 6 in quelle giocate qui al Comunale, la prima contro Accademia Trapani, la seconda contro il San Vito. Prima rete di Caracappa, poi quella di Picone, sono servite per portare a casa quelli che però sono gli unici punti in saccoccia per la formazione di mister Tomasello. Poi 2 sconfitte esterne contro 2 grandissime di questo campionato come Licata e Marsala. Occhio adesso là a destra, sempre il tentativo di Giglio che viene fermato dal numero 3 avversario Cirafici. È ancora buono per i bianchi che possono giocare con Petrullo, lo scambio largo a destra, pallone che però viene perso sul fondo dalla formazione che tecnicamente da calendario gioca in casa, anche se entrambe le squadre conoscono benissimo questo manto erboso, sanno che è il manto di casa propria. E adesso riprende palla un'altra volta il Città delle Ville, a cercare al centro la corsa di Girgenti che nelle prime gare ha indossato il 10, ora torna a vestire il 9 con Lucera che appunto, come dicevamo prima, è tornato a Bagheria dopo la fantastica, l'impressionante stagione scorsa dove ha dominato nel campionato di promozione. Il talento di Lucera non lo conosciamo sicuramente noi, non lo facciamo sicuramente oggi. Ha dichiarato il via anche la rinascita del Palermo quando, dopo il fallimento, per forza di cose ha ricominciato alla Serie D. Il primo gol contro il Marsala ha segnato proprio lui. Adesso nuova avventura ovviamente a Bagheria, nuova tra virgolette, perché come dicevo è stato riannunciato come calciatore bagherese, ma in realtà
ritorno dopo la ottima passata stagione. Quinto di gioco, poche emozioni per ora al Comunale, 0 pari tra Bagheria Città delle Ville e Bagheria 90-011. Ancora i nerazzurri, oggi per la prima volta con la casacca nero-azzurra in stagione. Vediamo ovviamente se porterà fortuna la formazione, che in questo momento è anche un po' sotto le aspettative, visto che i nomi acquistati, ingaggiati da questo nuovo sodalizio, nuovo ovviamente per quanto riguarda la parte societaria, sicuramente avevamo dato una spinta incoraggiante, avevamo alzato le aspettative sul conto della squadra di mister Rinaudo. E qua prova la corsa Florio, viene fermato con un fallo però Lucera, che si era accentrato, calcio di punizione, può aumentare quindi il baricentro, il Bagheria, ancora con la giocata del suo numero 10, che continua a scambiarsi di posizione con Girgenti. Ovviamente più mobile l'attacco del Bagheria, con questi 3 giocatori, Gio, Girgenti e Lucera, che sanno fare qualsiasi ruolo, con caratteristiche sempre diverse e soprattutto di qualità. Settimo di gioco, fischia il signor Mastro Simone, ha già battuto il Bagheria con Girgenti sulla fascia sinistra, poi va lontanissimo al rilancio il 90-011, addirittura Cannizzaro può stoppare con calma e andare dalle parti di Petrullo, che si è abbassato molto per raccogliere questo pallone. Lui, che non è un esperto in termini di sostanza in area di rigore durante i calci piazzati, si era andato a rintanare dietro per evitare eventuali contropiedi del Bagheria 90-011. Ora pallone largo, a cercare ancora una volta la corsa e la velocità di Gio. Pallone che si è perso sul fondo laterale, potrà andare con le mani il Bagheria ancora con da quella parte di campo, con il fraseggio, il tacco, a cercare sempre la corsa di Gio, che ha provato a entrare in area di rigore, viene fermato però dall'ottima chiusura. Ancora nessuna vera e propria emozione qui a Bagheria nel derby, che vede di nuovo contro le due formazioni dopo, come dicevo anche in apertura, il doppio scontro di Coppa, l'andata giocata a Monreale, il ritorno giocato qui dopo l'ok per disputare le partite al Comunale di Bagheria, che ancora aspetta però l'ok da parte della questura per poter riaprire i tanti tifosi bagheresi le porte dell'eccellenza. Ora occhio a Serio che prova ad andarsene, controllo anzi di Lobosco, che adesso ritorna sul sinistro, poi voleva al centro un aiuto, ritorna per il pallone al numero 9 che lo gestisce sempre alle parti di Fricano, che l'ha messa al centro ed è arrivata la deviazione decisiva. D'Acquisto è più veloce di tutti, più lesto, e trova lo 0-1. Non aveva creato molto il Bagheria 90-011, anzi abbiamo visto 8 minuti principalmente nella loro metà campo, però il primo vero contropiede, la prima vera fiammata di Lobosco, che ha messo nelle condizioni giuste Fricano per andare al cross, più lesto di tutti D'Acquisto a fare 0-1, a sbloccare il derby di Bagheria, che era rimasto a reti bianche dopo i primi 45 minuti in Coppa per quanto riguarda almeno la gara di ritorno. Poi goleate del 90-011 che ha sfruttato un Bagheria ormai sbilanciato in avanti. Adesso prova subito a rimediare a quello che è successo nella propria metà campo, la formazione che gioca tecnicamente in casa, anche se si aprono sempre tante autostrade, tante praterie per gli attaccanti del 90-011 che vanno a nozze con questo tipo di partita. Qua fallo netto su Lucera che viene sbilanciato, calcio di punizione. La fiammata del 90-011 che ha messo subito le cose in chiaro con la stoccata di D'Acquisto
che dentro l'area piccola non può che fare gol. Fa vuoto il tentativo di Gallina. Allora ancora pallone buono per il 90-0-11, sempre con Serio, molto basso, aspetta il numero 7, poi preferisce rientrare, continuare a giostrare questo pallone, lanciarlo a sinistra. Ottima l'idea, si propone sempre d'acquisto. Il pallone però arretrato per Fricano, che l'appoggia gentilmente ai suoi difensori. Gioca con calma il 90-0-11, ha sbloccato la gara con la rete di d'acquisto e ora ci prova sempre con Lo Bosco. C'era anche Iezzi lì in agguato che riprende palla Costa, che poi con calma si fa fare fallo, con un piccolo dubbio perché il signor Mastro Simone non aveva fischiato subito. C'è stata anche una situazione particolare in occasione del gol di d'acquisto, il pallone recuperato da Lo Bosco, un contrasto che poteva anche risultare falloso, però sembra tutto ok ed infatti il gol era tutto buono per quanto riguarda il 90-0-11, che recupera palla, può andare adesso lontano Iezzi, imbeccato non benissimo dal suo compagno di fascia lì a sinistra. Ancora pallone per i bianchi che la perdono, d'acquisto che dappertutto adesso, galvanizzato anche dal gol, mentre c'è un problema mi sembra proprio per Iezzi, però tutto ok, può giocare il 90-0-11. A pressare molto forte Scalisi, che non doveva giocare oggi, poi un problema per Caracappa nel riscaldamento ha fatto cambiare la scelta di a centrocampo per mister Tomasello. Caracappa che ha sbloccato il campionato per il Bagheria con la rete che appunto ha deciso la gara contro l'Accademia. Adesso scontro anche abbastanza pesante ai danni di un giocatore del Bagheria. Tutto buono però per il signor Mastro Simone, sarà calcio d'angolo semplicemente per la formazione di casa, che proverà a reagire dopo il gol subito. Adesso un'altra volta calcio d'angolo, tante maglie bianche, sono di più quelle nerazzurre, però comunque è pericolosa l'occasione per il Bagheria. Arriva lo stacco di testa, era solissimo al centro dell'area di rigore il giocatore in maglia white. Rimessa dal fondo per Zummo, ci ha provato proprio il capitano Florio, un esperto anche lui delle palle inattive, sia a difendere sia ad attaccare. Poi qua ha prestato fortissimo il 90-0-11, aveva ripreso il pallone momentaneamente Girgenti, poi però il passaggio per Lucera è impreciso, spazza la difesa ospite, poi fallo qua commesso da Lo Bosco. Si arrabbia Florio, scontro tra i due capitani che continueranno a scornarsi nel corso della gara, essendo proprio nella stessa linea di gioco. Poi qua ancora pallone per Lucera, che si va a fare fallo, se n'è andato nello spazio di un fazzoletto Lucera e poi viene trattenuto. Vorrebbe anche il giallo, il numero 10 ai danni di Fricano, che già ha messo a referto un bonus mettendo il cross al centro per la staccata, che poi è diventata stoccata con il piede di d'acquisto, che per ora decide il match. Ma è un gol che ha tutto il valore che merita, ma al tempo stesso è parziale. Il risultato qui al campo comunale di Bagheria 0-1 per ora, ma potrebbe presto cambiare il punteggio, perché su questa punizione arriva Girgenti che mette il pallone al centro, riesce a uscire momentaneamente la difesa del 90-0-11, poi ancora a rischiare Lo Bosco ad aiutare i suoi dietro, prova a uscire la formazione ospite. Alla fine il possesso è ancora bianco, può insistere il Bagheria, riesce sempre però a chiudere sulle seconde palle il 90-0-11, continua a guadagnare metri. La
formazione che in questo momento è in vantaggio grazie appunto alla rete di acquisto. Ha fatto indietreggiare un pochettino il Città delle Ville, che adesso però proverà sempre con i suoi principali asset a sbloccare il match anche per la formazione di mister Tomasello. Ci prova Lucera, vuole l'aiuto di Lopresti, non lo ottiene, ma c'è ancora Lucera che mette il pallone al centro, esce perfettamente un'altra volta la difesa della formazione nerazzurra. Ultimo tocco qui di Florio e quindi rimessa laterale in favore del 90-0-11. Per ora difesa 3 mi sembra per mister Tomasello, con Florio, Ghiellina molto basso e Costa, con Lopresti a fare l'esterno a tutto campo a sinistra e Ballariano che però gioca più in una posizione centrale della metà campo. Ora occhio però alla giocata di d'acquisto, che ha provato a trovare Lo Bosco, l'ha fatto, ma il controllo del capitano 90-011 non è degno del suo nome, della sua carriera. Fallo commesso poi nel tentativo di non far ripartire Petrullo, che sicuramente è il mediano di questa formazione. Scalisi guarda davanti un'altra volta Giglio, che viene però pienamente fermato un'altra volta dal grande intervento della difesa nerazzurra, che in questo momento sta reggendo. Siamo ancora però al 16esimo. Zummo va con il pallone tra i piedi, lo presta forte però Girgenti, lo costringe al rilancio, e comunque è buono e quindi può partire in contropiede sulla fascia. Ancora il numero 2 tenta il cross al centro sul secondo palo, c'erano sempre Iezzi e Lo Bosco in agguato, ci ha provato Tabasso. Pallone ancora per i nerazzurri, ancora con d'acquisto, potrebbe scaricare il destro, viene fermato prima ancora che possa farlo qui Pucci, e c'è anche probabilmente sicuramente un richiamo, non credo il cartellino giallo, anche perché non lo vedo in mano al signor Mastro Simone, ricordiamo della sezione di Palermo. Guardaline invece di oggi la signora Gianquinto della sezione di Marsala e il signor Settipani di quella di Trapani. Ci ha provato poco fa Tabasso, ottimo il recupero, e poi assieme a Iezzi e allo Bosco ha fatto sì che questa azione potesse continuare sempre sulla fascia di destra. È sicuramente un fattore per ora il giocare sulle fasce per quanto riguarda il 90-011, che dispone, come dicevo anche poco fa, sia di esterni sia di attaccanti in grado di fare la differenza sempre su quella zona di campo. Ora una zona di campo che riusciamo però a coprire meno con le nostre telecamere è sicuramente l'angolo, la zona vicina alla bandierina del calcio d'angolo sinistro per quanto riguarda la squadra che attacca in quel lato, ovvero il Bagheria Città delle Ville. Qua addirittura Lucera a riprendere il pallone come se fosse un raccattapalle, anche un po' per ravvivare il ritmo, cercare di non addormentare subito la gara, che sarebbe ovviamente la volontà massima del 90-011 per portare a casa quella che sarebbe incredibilmente la prima vittoria stagionale in campionato, almeno perché l'unica è arrivata in Coppa proprio contro il Bagheria Città delle Ville. Occhio però qua alla corsa sempre da parte dei nerazzurri, prova il tentativo poi d'acquisto abbastanza sulle sue, però la conclusione d'acquisto bensì del numero 10 Iezzi, che poteva magari pensare anche di servire prima qualche suo compagno. Cannizzaro ha fatto una grande parata, un grande intervento. Occhio sempre a Lucera che prova con le sue solite giocate, ma viene fermato, sono in treso di lui e poi commette farro. Qui Raimondo Lucera, pallonetto numero 10, è rimasto anche a terra il giocatore colpito da Lucera, ovvero il numero 7 Jack Serio, che lo dicevamo, questa sua doppia natura, centrocampista, attaccante, esterno, insomma fa un po' tutto. Jack Serio per ora si sta accontentando di giocare un pochettino più arretrato, lascia sfogare principalmente Lo Bosco in quella zona di campo, anche se adesso sembra più dirottato verso il centro il numero 9, che adesso va al controllo, viene addirittura anticipato
poi un rientrante d'acquisto, rimane a terra quei Girgenti, c'è fallo su di lui e giallo anche per Fricano che ha commesso fallo, il primo ammonito della gara, anche abbastanza cattivo intervento non di Fricano bensì di Raya, che è andato a protestare del 5 a essere ammonito. Primo giallo della gara quindi per quanto riguarda entrambe le formazioni, in particolare il 90-011, ammonito Raya, uno dei difensori formazione di mister Rinaudo, come dicevo prima è squalificato, così come anche il suo vice Matita. Adesso prova lo scambio ancora in quella zona di campo Florio a cercare la corsa di Lopresti, il pallone arriva a Girgenti che forse è in posizione irregolare, comunque si gioca Zummo, arriva all'uscita bassa, probabilmente era offside Girgenti, ma siccome il pallone è arrivato da una deviazione di un giocatore del 90-011 era tutto buono, così come non è buono questo incredibile dai e vai di Jack Serio, che era riuscito a mantenere, forse sì, il pallone in campo. Qua occhio al tentativo per Gio, largo a destra, il numero 11 viene però chiuso senza particolari problemi in maniera preventiva. Numero 3 Cirapici. Batterà Raya questa rimessa dal fondo, accanto a lui si propone Tabasso, oltre che Zoom che va adesso al rilancio, poi occhio alla giocata qui di Lobosco, è tutto regolare, può giocare il numero 9, lo chiude senza particolari problemi Gallina. L'ultimo tocco è del numero 32 che però lamentava che ci fosse stato almeno un'ultima deviazione da parte di Lobosco. Fatto sta che il pallone è buono per il 90-011, ancora in quella zona di campo, ancora pericoloso, sempre col numero 9 che adesso si trova in area piccola, esce perfettamente però a chiudere Ballariano, palla ancora per il 90-011, ancora a cercare le torri in area di rigore. Stavolta però la battuta è più corta, a cercare Iezzi, prova a girarsi, non riesce nell'intento il numero 10, pallone che arriva alle parti dei difensori del 90-011, parte il pressing forsennato di Girgenti, poi alla fine il pallone viene sganciato via senza particolari problemi da Cirapici, ma arriva dalle parti di Cannizzaro. Può giocare quindi il Città delle Ville, 90-011 invece che in questo momento è più in campana, vuole cercare di addormentare un pochettino il ritmo della gara. Nel frattempo a terra un giocatore nerazzurro, vediamo se il gioco si arresterà per qualche secondo per consentire le cure al centrocampista del 90-011 che è rimasto a terra. Infatti succede proprio questo, viene lanciato via il pallone. Mi sembra che a terra ci sia il numero 8 Pucci, ma non vorrei andare errato, anche perché da qui comunque non è tanto semplice vedere numeri e quant'altro. 24esimo in corso, come dicevo poco fa. Siamo alla metà del primo tempo, 23-15 per essere esatti. Magheria Città delle Ville in questo momento sotto di 1 contro il Bagheria 90-011, in quello che ovviamente è il derby della città, che può vantare, non è una cosa che molti comuni palermitani e anche siciliani possono fare, può vantare ben 2 squadre in eccellenza. Adesso pallone che si perde nelle tribune del comunale, può giocare però senza particolari problemi il 90-011 con un altro pallone che arriva adesso prima nelle mani di Fricano, poi preferisce lasciare tutto a Tabasso. Arriva Lobosco, batte male però Tabasso, può andare quindi numero 31 Lopresti per il Bagheria. Florio torna alle parti di Cannizzaro, portiere
Bagherese può prendersi la licenza di andare più lontano e lo fa adesso a cercare proprio la corsa di Girgenti, che viene però sovrastato da un difensore avversario. Può andare Lucera, occhio alle sue giocate, il numero 10 ancora prova a inventare qualcosa, il pallone gli ritorna dopo l'aiuto di Girgenti. Poi è il turno di Scalisi che prova a farsi vedere, ancora il numero 14, pallone impreciso, può arrivare Lucera che però già era in posizione di fuorigioco. 25esimo in corso del primo tempo, 0-1 il punteggio qui al Comunale di Bagheria. Ci ha provato un'altra volta Lucera a dare manforte ai suoi con le sue innumerevoli giocate e soprattutto con la sua abilità di spostare il pallone nello spazio davvero di pochissimi centimetri per evitare la marcatura e gli interventi dei difensori avversari. Certo è che però in questo momento sta ben giocando anche la linea difensiva nerazzurra. C'è Tabasso su di lui che non ha un compito facile, però al tempo stesso può ovviamente non può riposarsi un attimo. Qua colpo duro subito da Lopresti in maniera involontaria. Serio è entrato in spaccata e ha travolto il numero 31 che si rialza adesso, ha subito anche un leggero colpo al naso. Palla sempre per i nerazzurri, sempre con Tabasso che può andare alla battuta. Occhio al numero 2, poco fa ha sbagliato, ora ancora perde troppo tempo nella battuta. Stavolta batte bene Tabasso, però il pallone di ritorno di Pucci non è buono. Allora può giocare Petrullo, va alle parti di Scalisi che è un po' dappertutto, l'ex Piana sa come farsi vedere. Adesso pallone che arriva alle parti di Lucera, colpito solamente per un attimo. È stato il momento in cui l'aveva anticipato il difensore avversario, che però deve concedere almeno calcio d'angolo. Rimane avanti quindi il Bagheria alla ricerca del gol del pareggio, lo fa con i suoi più importanti asset offensivi, con Girgenti, con Giglio e con soprattutto Raimondo Lucera. Adesso calcio d'angolo, mi sembra che a battere ci sia andato Girgenti con la numero 9, se non vado errato. Accanto a lui c'è Giglio. Nel frattempo il signor Mastro Simone vuole vederci chiaro in aria. C'è stata una piccola discussione al centro dell'area di rigore, difesa da Zummo. Tra poco si potrà continuare a giocare. Adesso tocca al Bagheria, tocca a Girgenti alla battuta. Va sul secondo palo il pallone, esce bene Raia che dice di no. A terra vi era un giocatore di maglia white, ma nessuna cosa da sottolineare, da evidenziare da parte del signor Mastro Simone. Ora arriva Lopresti, andrà lui con la lunga gittata con ogni probabilità, anzi preferisce il passaggio corto per Petrullo. Perde palla per il Bagheria, va lontano il 90-0-11, chiude Gallina. Può giocare ancora la formazione di casa, sempre con Florio. Gallina gira dalle parti di Costa, tentativo di Costa a cercare l'inserimento di Scalisi. Zummo, assicurazione sulla vita il portiere per quanto riguarda il Bagheria. Altra uscita con i tempi giusti, qua però aiutato anche dall'ottimo lavoro di Cirapici. Pucci ancora alle parti degli esterni. 90-0-11 che ovviamente, come dicevo anche poc'anzi, può permettersi questo tipo di gioco, può addormentare un po' la gara per far passare secondi importanti. Prova invece a giocare questo pallone serio, ma il primo controllo ancora una volta lo tradisce. Non era però facile, era quasi impossibile addomesticarle perfettamente questo pallone. Così come Gio viene sbilanciato da Cirapici, non c'è nulla da segnalare, tutto buono, è rimasto però a terra Gio e allora viene subito controllato quantomeno dai suoi avversari, perché qui è tutto ok. Forse qualche abrasione per il numero 11 che è scivolato dal confine tra campo giocabile e non del Comunale di Bagheria. Altro pallone che si perde sulla linea di fondo laterale, potrà andare con le mani Costa, aspetta Costa,
guadagna anche qualche metro e poi manda lontano. Può giocare proprio Giglio, esce in maniera perfetta un'altra volta Raya, che sta gestendo in maniera alacre questo muro difensivo eretto dalla formazione nerazzurra, che però deve reggere ancora per altri 60 minuti e quindi c'è ancora una vita da giocare. Può girare questo pallone sempre con pochissima possibilità di trovare spazi il Cittadella Villa, ancora con Giglio a tentare la velocità, la profondità, a puntare gli avversari. Serve anche una giocata, serve un po' di lucidità, di talento per la formazione di mister Tomasello. Qua nel frattempo pallone che si perde dopo il tentativo di cross, può correre a sinistra il 90-011, occhio al contropiede che si ferma subito grazie all'ottima chiusura di Gallina. Ci aveva provato Iezzi a partire lì sul lato di sinistra, quello che gli compete. E adesso attendiamo la battuta di questo fallo laterale con le mani. Può andare a controllare Lo Bosco, non può girarsi. Ricano al centro dell'area di rigore dove esce Cannizzaro, ottima chiusura un'altra volta di Gallina su Lo Bosco che era ormai dichiaratamente in area di rigore. Giglio qua anticipa il suo avversario, riprende palla il numero 11 che scodella alle parti di Lucera. Potrebbe essere un'ottima occasione, ma tutto è fermo perché il signor Settipani ha la bandierina alzata ed è fuori gioco di Lucera. Calcio di punizione per il Bagheria. 90-011. Una volta c'è da ricordare ovviamente la denominazione completa di entrambe le società in quello che oggi ovviamente è il derby di Bagheria, il terzo stagionale. L'anno scorso ne sono stati giocati 4 tra Coppa e Campionato, ovviamente nella categoria di promozione. 4 vittorie del Bagheria 90-0, pardon, del Bagheria Città delle Ville. Quest'anno invece un pareggio e una vittoria per il 90-011 nel corso ovviamente del preliminare di Coppa. Per ora si sta mettendo bene anche per la formazione nerazzurra, che ora con Iezzi prova a sfondare sull'out di sinistra. Poi che arriva al centro, Lo Bosco può liberare il sinistro, la finta e poi il tentativo. Cannizzaro, grande parata del numero 1 che col petto dice no a Lo Bosco, che aveva tratto tutti nel suo tranello, tutti in inganno con questo incredibile momento di brillantezza del talento del capitano nerazzurro con la finta. Qua poi però va nettamente in ritardo Lo Bosco, travolge Lo Presti, potrebbe anche arrivare e infatti arriva. Cartellino giallo per Lo Bosco e anche per Fricano, credo, per proteste, perché 2 volte è stato, tra virgolette, mosso nei confronti di un giocatore il cartellino. Non siamo quindi convinti che il numero 20 sia stato ammonito, però sicuramente Lo Bosco, l'autore del fallo, ha ricevuto l'ammonizione. Capitano Lo Bosco per la possibilità di fare 0-2 al giallo, però si vede anche il talento, la bravura di questo calciatore infinito. Qua ha però calcolato molto male l'intervento, colpendo, facendo stavolta male a Lo Presti, che non è il primo scontro pesante che deve reggere, però altro fallo con Scalisi che si lamenta. Poi Lo Bosco qua va muso duro con Mastro Simone, altro scontro su Scalisi che si lamenta dal dolore. Ha anche richiamato subito la panchina, speriamo nulla di grave per Mattia Scalisi. Mastro Simone deve cercare di mantenere i nervi saldi, viene chiamata infatti all'ordine la panchina di mister Tomasello, staff medico del Bagheria Città delle Ville, perché è rimasto a terra Scalisi dopo un altro contrasto nella metà campo avversaria. Ancora una volta in ritardo, non ho visto bene chi,
ancora una volta c'è stato un intervento da segnalare per il signor Mastro Simone, non ammonito in questo caso nessuno dei giocatori coinvolti in questa azione. Brutta botta per Scalisi, che però almeno ha rialzato il busto. Vediamo se potrà continuare ad essere la partita, anche se la botta è stata importante, quindi sicuramente ci metterà un pochettino per ritornare a pieno regime. Infatti continua, anzi inizia ora a zoppicare. Speriamo possa essere una situazione temporanea per l'ex San Giorgio Piana. Calcio di punizione per il Bagheria, che adesso avrà l'occasione per pareggiare. Ne ha avute, ma non di nette, non di incredibili. Oltre all'occasione del gol di d'acquisto, possiamo però citare magari appunto la giocata in area di rigore di Lo Bosco per quanto riguarda il 90-0-11, quindi ai punti magari più occasioni create da parte della formazione di mister Rinaudo. Poi certo bisogna anche metterle dentro le occasioni che si creano, che si hanno in questo momento. L'unica ad averlo fatto è il Bagheria 90-0-11, ma tutto può cambiare. Fischia Mastro Simone, calcio di punizione che arriva al centro, riesce a uscire un'altra volta il 90-0-11, svetta più in alto di tutti, commettendo però fallo Gallina, quindi calcio di punizione per la formazione nerazzurra, che respira un'altra volta. 36esimo, credo che si andrà anche per un recupero anche tanto cospicuo, però non sarà ovviamente di poco conto, per essere comunque una prima frazione. Deve andare lontano Zummo, l'ex Don Carlo Mesilmeri continua a chiamare le posizioni giuste e va con il destro lontano a cercare un'altra volta il controllo, che arriva solo per un attimo di Lo Bosco. Rimessa ancora per il 90-0-11. Tabasso alla battuta di questa touche, con le mani andrà il numero 2. Ancora qualche discussione, c'è molto trash talking in campo, ci può stare perché comunque stiamo parlando di un derby. Ancora Scalisi, sembrerebbe essersi ripreso il numero 14, che ora viene colpito da Pucci, ma non c'è niente, qua accentua troppo la caduta l'ex Piana. Pallone per Tabasso, quindi, che andrà a battere l'ennesima rimessa laterale della sua partita. Siamo solamente nel corso del 37esimo di gioco. Chiama i suoi a ricevere questo pallone, d'acquisto a vuoto. Lo Bosco colpito, c'è calcio di punizione. Non è più pericolosa l'occasione che stava passando dai piedi di Iezzi e Fricano, colpito alle spalle il numero 9 Lo Bosco. E allora calcio di punizione per il Bagheria 90-0-11, occasione importante per la formazione ospite per ritornare ad essere pericoloso e magari fare nuovamente male a Cannizzaro. Sul pallone 3 uomini per ora. Si è allontanato Lo Bosco, Pucci vicino al pallone, anche Fricano si allontana adesso. Serio, mi sanno Fricano e Pucci, il 20 è più un destro, quindi da lì i destri vanno per crossare, i mancini vanno per la porta. Credo che sia più un tentativo di cross che starà per arrivare nei pressi dell'area di rigore, che deve difendere Cannizzaro. Pucci e Fricano, fischia Mastro Simone, va Fricano, proprio il cross al centro. Sul secondo palo poteva arrivare Raya, ma viene fermato da Giglio. Deve stare attento il numero 5 perché è già ammonito. Prova a ripartire Giglio, lo aiuta bene d'acquisto, conquista rimessa laterale il Bagheria Città delle Ville. Però la chiusura di d'acquisto è importante perché ferma la corsa di Giglio, che sta partendo in contropiede. 39esimo in corso di 45 previsti. Non gestisce bene questo pallone il Bagheria, con Ballariano che non ridà bene la sfera a Costa.
mister Tomasello, che oggi sembra giocare più a 3 all'inizio, ma mi sembra più un 4-3-3. Qua trattenuto Lucera, fallo netto di Tabasso, giallo anche per lui. Non può battere subito quindi il Bagheria Città delle Ville, perché c'è la munizione per Tabasso. Occhio, perché cominciano a farsi diverse le ammunizioni in casa 90-011, soprattutto in difesa, soprattutto quelle che riguardano Tabasso e Raya, che sono 2/3 la difesa a 3 scelta da mister Rinaldo. Occhio a questo calcio di punizione sul quale si avventa Girgenti. Vediamo se andrà in porta o se penserà di mettere il pallone al centro. Girgenti, è un cross al centro dell'area di rigore, rimane ancora lì il pallone, carambola impazzita, esce il 90-011, ancora Lopresti, può girare questa palla, triangolo che arriva di nuovo alle parti di Girgenti, molto basso perché ha battuto il calcio di punizione, e poi qua non si chiude un'altra volta il servizio, che vede protagonista il numero 9, lotta però con gli avversari, lotta anche Scalisi, pallone che era stato ripreso dal Città delle Ville, commette poi fallo Scalisi nel momento in cui stava ripartendo in contropiede il 90-011, 41esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo. Sole che si alterna a delle nuvolette qui a Bagheria, tempo comunque piacevole per essere, ricordiamo, praticamente al 12 di ottobre. È la quinta giornata di questo campionato di eccellenza. Nelle prime 4 il bilancio è sicuramente positivo per il 90, per il Città delle Ville, con 6 punti in 12 disponibili. Però c'è anche a dire che ha vinto quelle che doveva vincere, e quelle che se doveva giocare se le giocate con Licata e Marsala, punteggi netti di 4-1, però comunque se le giocate. L'importante poi contro queste squadre, quando c'è un gap tecnico non indifferente, l'importante poi è giocarsele e provare più cose possibili che possono servire per il proseguo del campionato. La squadra di mister Tomasello ha sempre offerto un'ottima proposta nel corso delle settimane che l'hanno vista impegnata contro questi squadroni, sempre in trasferta d'altronde, mentre qui in casa ha ottenuto 6 punti su 6. 90-011 invece, che non è partito per nulla bene in campionato, un solo punto ottenuto in 4 gare contro la Folgore, che non sta passando un ottimo momento, ha pure esonerato dopo il pareggio di Bagheria il tecnico Di Salvo. Quindi comunque si può dire che non è l'inizio che era stato previsto sicuramente dalla formazione nerazzurra, che per oggi ha l'occasione perfetta per rilanciarsi con il derby. Rilancio a proposito per Iezzi, che ora gioca più largo a destra sotto la nostra postazione, va a battere proprio questa rimessa con le mani, a cercare Fricano, che colpisce di netto Lopresti, che ha subito ovviamente un colpo anche abbastanza importante all'altezza della bocca dello stomaco. Tutto a posto per Lopresti, un Iron, il numero 31, ha ricevuto tante di quelle botte, ma intanto ancora è qua, poi pallone che Fricano sta sistemando vicino alla bandierina. C'è accanto la signora Gianquinto che gli sta chiedendo gentilmente di metterlo sulla lunetta, perché Fricano stava più che altro provando ad aumentare spostare di un pochettino il pallone. Batte il numero 20 corto a cercare lo scambio, ancora Fricano, pallone che arriva al centro, esce bene la difesa del Città delle Ville, ancora una volta con Florio, e ancora una volta il Bagheria prova a lottare, fallo qui ai danni di Lucera. In difesa nulla da dire, entrambe le squadre stanno rispondendo bene, soprattutto sulle palle inattive. Ora occhio a Lucera e poi a partire dalla sinistra, sempre il numero 10, fermato Lucera, calcio d'angolo per il Bagheria. Cioè appunto questo, sulle palle inattive delle squadre impeccabili in difesa, con poco mordente quando si tratta di attaccare. Poi Lucera viene fermato e potrebbe ripartire il 90-011, l'idea non è male, a cercare ancora una volta il tentativo di sponda di acquisto, che non è neanche tanto il suo ruolo, si trova lì e quindi ha provato ad aiutare i suoi. Ancora pallone per Petrullo.
Gallina, Petrullo, 45esimo adesso in corso, sta per finire il primo tempo qui a Bagheria, qui nella gara più attesa da entrambe le formazioni, il derby. E qua l'errore in fase di disimpegno da parte del Bagheria, può ripartire il 90-0-11, la corsa a mantenere il pallone in campo, cross che arriva al centro, lo Presti mette in calcio d'angolo, credeva stesse arrivando Fricano che però era un pochettino più attardato, magari poteva giocare meglio questo pallone il giovane numero 31 che però sta facendo una gara di sacrificio e nulla gli possiamo dire. Calcio d'angolo per il 90-0-11 quando manca sempre meno alla fine, vediamo se il signor Mastro Simone annuncerà a breve il recupero, probabilmente lo farà a secondi, visto che siamo entrati adesso nell'extra time. Deve andare Fricano, cross che arriva al centro, svetta un'altra volta Petrullo, cade a terra Gallina, fallo, 2 minuti di recupero. Credo a partire dal 45-19 e quindi si andrà oltre il 47esimo e poi si chiuderà questa prima frazione che però vede avanti il 90-0-11 con la rete di d'acquisto. Occhio qua alla corsa tentata, provata da Petrullo che prova a suonare la carica, mette questo sinistro per Lucera, può arrivare il numero 10, lo anticipa Tabasso che deve stare attento perché è già ammonito. Pallone adesso ancora per il Bagheria, lo Presti, perde palla Petrullo, prova a ripartire quindi Lo Bosco, colpito nettamente da Petrullo, ammonito il numero 4. Si lamenta Petrullo perché forse ha ritenuto troppo eccessiva l'ammonizione, però direi che ci poteva anche stare visto che Lo Bosco stava ripartendo, magari l'azione non era pericolosissima, però fallo tattico, il più classico dei cartellini gialli, una gara comunque che al netto di qualche piccola scaramuccia si è confermata abbastanza fluida, abbastanza leggera anche dal punto di vista dei temi che sono sorvolati in campo. Adesso 47esimo in corso, gioco fermo qui al Comunale, c'è stato un fallo su Lo Bosco atterrato da Petrullo, più che per l'intervento credo che il capitano del 90-0-11 si lamenti per come è caduto poi a terra. 2 erano i minuti di recupero assegnati dal signor Mastro Simone, però sicuramente si andrà oltre il 47 e qualcosa che era il limite per le operazioni in questo primo tempo del derby di Bagheria di andata di questo campionato di eccellenza 25-26, l'ultimo derby che ci gusteremo in questo anno solare, il prossimo almeno nel 2026 lo avremo nel girone di ritorno, sempre la quinta giornata. Per ora pensiamo a quella di andata che per ora vede avanti il Bagheria 90-0-11, decide la rete subito all'inizio d'acquisto. A dopo. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo
in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere, e ho fatto quello che per me è stato un lavoro di situazione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato di gennaio l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono perso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te ne andrai a giocare, e secondo me è un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e di Serie A a Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga,
insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. Ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Ecco. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora tra virgolette trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Pronti per ricominciare qui dal campo comunale di Bagheria, dove è in corso il derby tra il Bagheria Città delle Ville e il Bagheria 90-011. In questo momento, come potete anche vedere in alto sul vostro schermo, è in vantaggio il 90-011 con la rete di D'Acquisto, che ha ricevuto in area piccola un cross perfetto di Fricano. Questo per ora è il racconto in pochissime parole di quello che è accaduto di più importante, di più rilevante nel primo tempo. Un primo tempo comunque caratterizzato da una serie di giocate, di fiammate, soprattutto da parte degli esterni del Bagheria, che però vi sono concluse in un nulla di fatto. Stessa cosa per quanto riguarda quelli del 90-011, che comunque qualcosa di più l'hanno creata, l'hanno costruita e soprattutto si sono presi la briga di andare anche in vantaggio, ed è quella una cosa importantissima nell'economia di un match che adesso riparte, credo, ad occhio con gli stessi 11 per quanto riguarda il Bagheria, con gli stessi 11 anche per il 90-011. Qua esce zoom, allora andiamo con le formazioni che sono attualmente in campo, cominciando da quella del Bagheria Città delle Ville, con Costa, Florio, Lopresti e Gallina in difesa, centrocampo composto da Petrullo, Ballariano e Scalisi, e poi davanti Girgenti come punta, e a sinistra Lucera e a destra Givio. Scalisi proprio ad inserirsi adesso per quanto riguarda il Bagheria, vuole scambiare con Lucera, l'ultimo tocco sarebbe stato di un giocatore nerazzurro, infatti Tabasso ha provato a evitare la rimessa ma non ci è riuscito. Per quanto riguarda proprio il 90-011, 4-3-3 speculare anche per mister Rinaudo, che oggi è squalificato. Dietro per ora abbiamo Tabasso a destra e Cirafici a sinistra, con Rai, Abate centrali, centrocampo composto da D'Acquisto, Pucci e Fricano, avanti Serio, Lobosco e Iezzi. A volte però vediamo Serio abbassarsi, Fricano andare più sul lato di destra. Insomma, è un centrocampo abbastanza mobile quello dei nerazzurri, che in questo momento comunque stanno avendo ragione per quanto concerne il punteggio di questa sfida equilibrata. Fa errore da parte del Bagheria, può andare quindi appunto con la corsa Cirafici largo a sinistra, viene però fermato dall'imprecisione di questo passaggio, che non era per lui bensì era per Iezzi, che voleva cercare di premiare la sovrapposizione del suo terzino. Qua occhio, pallone interessante per Lobosco, che si perde però nei meandri della difesa bagherese, con il portiere Cannizzaro che adesso va col rilancio con il destro, andando dalle parti di Costa, lo scambio con Lucera, si chiude con nulla di fatto, altro pallone che si perde dalle tribune, rimessa per i bianchi. Guadagna metri ancora il Bagheria dopo la prima touche di Costa, andrà di nuovo il numero 3 alla battuta. Lucera, così come prima, controlla per la Costa, fermato, altro pallone in tribuna, stavolta da parte di Cirafici, la spazzata, poi cross che arriva al centro, esce perfettamente Tabasso, poi allontana Fricano, Lobosco si sbraccia, è tutto buono, prova il controllo del numero 9, se ne può andare, va alle parti di Iezzi, ancora il 10, entra in aria, pallone che arriva al centro, fermato però quando sta per farsi più bollente questo pallone in area piccola, poi insiste l'acquisto, pallone che arriva al centro, Cannizzaro. Va al rilancio il numero 1, Lucera, viene colpito senza fallo da Cirafici, può quindi giocare nuovamente il 90-011 ancora con Zummo che va allontana a cercare Iezzi, che si può fare vedere, però termina fuori. La magia di Iezzi a pareggiare il match tra le due squadre nel derby atipico valido per l'andata del primo turno di Coppa Italia giocata a Monreale. Adesso occhio a Lucera, fermato Lucera nella ottima chiusura di Cirafici un'altra volta, poi
riprende palla il Bagheria, ancora con il servizio a cercare Lucera al centro, il numero 10 fermato, tutto dalla chiusura di Raya. Altro corner sempre per il Bagheria, continua a attaccare con intensità. C'è un problema chiamato dal signor Mastro Simone. Non abbiamo capito qual è il tema di questa discussione che si è originata al centro dell'area di rigore. Quello che sappiamo è che qua sotto la nostra postazione c'è Girgenti pronto. Deve uscire un giocatore del 90-011 perché ha un calzettone che non si può utilizzare, credo sporco di sangue. C'è una perdita, per questo il giocatore, sì, confermo, è il numero 4 Abate. Sta cambiando il calzettone, quindi però è in 10 il 90-011. Quando è Girgenti, pallone che arriva al centro, esce perfettamente da basso un'altra volta. Poi ancora Girgenti, potrebbe rientrare, Abate Girgenti, prova ad andarsene con la magia, però è tutto fermo. Ancora Ballariano, Balla Lopresti, Petrullo, alza questo campanile interessante, chiude però perfettamente le operazioni offensive Girafiche. Poi c'è fallo commesso ai danni di Ballariano, calcio di punizione per il 90-011 che nel frattempo conta nuovamente 11 effettivi in campo con il nuovo ingresso di Abate che si è cambiato il calzettone, evidentemente credo sporco di sangue, quindi forse una perdita di sangue per quanto riguarda il numero 4, e quindi il direttore di gara, il signor Mastro Simone, ha comandato il cambio dei calzettoni utilizzati. Può battere il Bagheria, lo fa adesso. Ottima idea per Giglio che mette il pallone al centro, salva praticamente sulla linea Tabasso e calcio d'angolo. Grande chiusura il numero 2, batte velocemente il Bagheria, ma è tutto fermo. È tutto fermo. Ancora una volta il signor Mastro Simone chiede alla guardaline 6 angolo. Ha dato angolo la signora Settipani, aveva dato rimessa al fondo invece il primo fischietto. Alla fine ha ragione la guardaline, quindi calcio d'angolo per il Bagheria. Qua li vediamo proprio ancora a colloquio arbitro e primo assistente. Tabasso ovviamente aveva evitato quei peggiori. Poi Girgenti, un'altra volta il pallone arriva al centro, lo stacco di testa di Petrullo che poi travolge Lucera. Si sono disturbati i due, è rimasto a terra anche Raimondo Lucera che ha avuto la peggio nello scontro con il suo compagno, che era ormai promesso sposo del pallone su questo calcio d'angolo. Arriva il colpo di testa di Petrullo, ma è fuori misura. Forse è la prima vera occasione del Bagheria dopo lo spavento corso, o meglio fatto correre agli avversari, con il grande salvataggio di Tabasso. Zummo va lontano, non è che è preda di continui colpi di testa lì a centrocampo, poi prova a uscire la difesa bagherese. Tabasso un'altra volta a evitare Lucera, uno dei migliori in campo Tabasso sicuramente, avevamo già accennato nel corso del primo tempo, lo confermiamo dopo la grande chiusura arrivata proprio poc'anzi. Ora
necessitiamo anche un po' dello zoom per vedere cosa sta succedendo lì in quella parte di campo. Lopresti perde un rimpallo, palla quindi per il 90-0-11 quando siamo al 54esimo di gioco, quando siamo sul punteggio di 0-1 per i nero-azzurri. Nero-azzurro e anche la coppiata cromatica sociale del Bagheria Città delle Ville, però oggi ovviamente veste bianco. Adesso pallone ancora per Lucera, che ha provato ad andarsene. Raimondo Lucera fermare l'avanzata. 3-10 Iezzi. Bello scontro anche tra i due. Ora mantiene il pallone in campo Cirafici, largo a sinistra, ancora lui, pallone che rimane incastonato in area di rigore, alta però il braccio, alta la mano, alto il braccio del signor Mastro Simone, era fuori gioco quindi su questo rimpallo causato da Cirafici. Ora il pallone sarebbe buono per Lucera, lo ferma un'altra volta a Raia, controlla però liberamente Scalisi, che trova sempre Lucera, non è fuori gioco, può andare quindi il 10, le giocate di Lucera, ancora lui, atterrato in aria, non c'è niente per il signor Mastro Simone che era a centimetri all'occasione che ha provato a creare Lucera. Poi qua ancora una volta scontro di gioco in cui ha la peggio il giocatore del 90-0-11, il fallo commesso ai danni di Costa, può battere quindi Bagheria, occhio perché può infilarsi lì a destra Gigli, il pallone è sempre per Lucera, ma c'è sempre un super Tabasso che va lontanissimo con il destro a vuoto. Qua nel frattempo Gallina deve mettere fuori questo pallone, Costa non è un compito facile perché c'è anche Iezzi a rendergliela dura la vita. Non c'è fallo qui del giocatore nerazzurro, può andare quindi ancora una volta il Bagheria, sempre con Girgenti, fermato, chiama a gran voce il pallone il numero 9, rimessa adesso in campo Petrulla, ancora per Florio, largo a sinistra, una volta c'è Lucera che adesso prova a mettere il destro al centro, Scalisi con la suola ha provato a modificare questa traiettoria, palla sempre per i padroni di casa che stanno continuando ad attaccare lì in quella parte di campo, stanno continuando a pressare forte sul 90-0-11. Lucera non è che arriva sul secondo palo, almeno quella era la finalità, quello era l'obiettivo. Impreciso però il tentativo di Maderrato e Scalisi. Allora 57esimo, Bagheria 0, 90-0-11 1. In questo momento decide ancora il gol di d'acquisto, qua si lamenta, abbatte con Cirafici, perde un altro pallone il 90-0-11, momento di difficoltà per i nerazzurri, così come nel primo tempo, ma così come nel primo tempo un contropiede ha dato la fiammata per portare in vantaggio la formazione di mister Rinaudo. Allora occhio, questo pallone buono, interessante per Iezzi, un'altra volta prova a farsi vedere lui, fermato, e allora ancora 90-0-11, cross che arriva al centro a cercare Lo Bosco. Cannizzaro vede il pallone che termina fuori, chiamata l'attenzione del signor Mastro Simone perché c'è un cambio, il primo cambio della gara per il Bagheria, entra il numero 16 Ordonies, cambio offensivo perché a uscire è, se non vado errato, Scalisi. Siamo al 59esimo e questo è un cambio super offensivo perché esce un centrocampista ed entra a tutti gli effetti un attaccante. José Ordonies si è sbloccato in campionato
lui che in Italia già da qualche stagione ha prodotto il vivaio dell'Atletico Madrid. Ancora Ordóñez a lottare, il numero 16 sul primo pallone toccato, poi vince questo rimpallo il 90-0-11, può ripartire con d'acquisto largo a sinistra, ancora pallone che deve arrivare al centro, lo fa partire ora e c'è sempre Africano per il tentativo di Serio. Cannizzaro, in qualche modo il pallone rimane lì, deve uscire il Bagheria per respirare. La parata di Cannizzaro su questo tentativo dal lato destro del campo per quanto riguarda il 90-0-11, ancora attivo con Serio che può pensare anche alla conclusione, la fa partire male. Nel tempo nel 90-0-11 vediamo anche in campo Fontana con la maglia numero 11. Dovrebbe essere uscito nel break, se non vado errato, Iezzi, perché manca proprio il 10 lì davanti. Un cambio abbastanza normale per quello che è l'andazzo della gara, anche per quanto riguarda Iezzi. Fontana ha quelle qualità offensive, ma anche quelle qualità magari più di contenimento per mantenere questo risultato. 60° in corso dei 90 previsti, è passata la prima ora di gioco, ancora 0-1 il punteggio, può andare Girgenti, ancora pallone che favorisce Ordóñez, lo scambio con Petrullo, la parata di Zummo, il tentativo del numero 4 che ha aumentato anche il suo baricentro, batte subito Girgenti, ancora il numero 9, il tunnel di Girgenti colpito e calcio di punizione. Una grande giocata di Girgenti, ha commesso fallo il numero 6 d'acquisto. Adesso Petrullo alla battuta in questo calcio di punizione, 61° in corso. Zummo chiama alta la concentrazione. Per fischiare Mastro Simone, può andare Petrullo, pallone che non taglia l'area di rigore, lo ferma prima Africano. Può andare quindi Girgenti, ancora una volta la battuta, non c'è nessuno vicino al numero 9, facciamo un po' area di cronaca visto che è sotto la nostra postazione, e può andare ora con il pallone che arriva in aria, anticipato però Costa. Al tempo stesso però perde il pallone lì il Bagheria, occhio a Fontana che prova a far partire Lo Bosco in contropiede, non è che si perde però le parti di Ordóñez che può quindi giocarlo senza troppi problemi, va adesso lontano a cercare la corsa di Giglio, lotta tanto Ordóñez, ma il pallone termina con uno di fatto, ancora Ordóñez che ha fatto una cosa buona, ha fatto un'altra cosa meno buona, il passaggio per Girgenti che poteva essere sicuramente un monito per il numero 9 di andare a correre sulla fascia di destra. Poi c'è un problema, il signor Mastro Simone ce l'ha con il servizio d'ordine del campo comunale di Bagheria, forse che parlo di troppo, che ovviamente magari per chi è pure tifoso può scappare. Un comunale di Bagheria ancora purtroppo a porte chiuse. Un derby del genere meriterebbe sicuramente l'ingresso di tanti tifosi qui allo stadio per incitare o l'una o l'altra squadra di Bagheria. Poi il pallone arriva sempre alle parti di Lo Bosco, spintonato, sbilanciato, calcio di punizione, ancora il numero 9 a prendersi falli importanti. 64° in corso, calcio di punizione per il 90-0-11, attendiamo che si rialzi Lo Bosco.
in barriera per Cannizzaro, arrivata fino a qui. La voce, il vocione anzi, il portiere del Bagheria, tra i nuovi volti di questa stagione per quanto riguarda la formazione di mister Tomasello, che ha già effettuato un cambio, fuori Scalisi, dentro Ordonez al 59esimo. Torna anche a quella pausa lì, è entrato Fontana al posto di Iezzi nel 90-0-11, gli unici due cambi che in questo momento segnaliamo per quanto riguarda la gara. Attendiamo adesso, batterà Serio che con la scodella vuole Lo Bosco, è arrivato il raddoppio del Bagheria 90-0-11, l'idea di Serio che trova il capitano nell'area piccola che buca Cannizzaro. Gustiamo l'esultanza del Bagheria 90-0-11, invece il dolore della parte bianca del campo comunale. L'idea fantastica di Serio che al 65esimo fa sbloccare Lo Bosco in questo campionato, perché nelle prime 4 partite, come ricordavamo, il Bagheria 90-0-11 ha segnato solamente nell'ultima contro la Folgore gol di Serio, che adesso mette anche a referto un assist per lo 0-2 del Bagheria 90-0-11 per la rete di Lo Bosco. Si può ribattere qui al campo comunale, si fa dura per il 90-0-11, raddoppia, si fa dura per il Bagheria Cittadelle Ville, raddoppia il 90-0-11, facile confondersi tra le due formazioni. In qua il rilancio, ancora a cercare Giglio, sempre l'11, sinistro deviato, deve mantenerlo in campo Tabasso per evitare un calcio d'angolo, riesce a spazzare, va da Lopresti che poi appoggia. Ancora pallone buono per il Bagheria che prova a giocare con Lucera che entra in area, forse tocca con il braccio, confermato anche dal signor Mastro Simone, molto vicino all'azione. (67esimo in corso), poco fa ha raddoppiato il 90-0-11 con la rete di Lo Bosco. Il capitano si è fatto trovare pronto all'interno dell'area di rigore dopo lo scavetto di Serio. Tutti pensavano o la mette al centro oppure va in porta. Ha fatto un ibrido, uno scavetto a cercare l'unico che ha creduto su quel pallone, ovvero il capitano Lo Bosco. Qua ha tirato proprio Serio, il pallone torna al 9, torna a Lo Bosco che lo gestisce, prova a far uscire un'altra volta Serio, deviazione che rimette il pallone in contesa tra le due formazioni con Fontana che prova a saltare Lopresti. Ancora Fontana, pallone buono per il numero 11, alla fine riesce a uscire il Bagheria con questo pallone a cercare la corsa di Giglio da parte di Ordonez, poi con calma Africano gestisce Tabasso, ancora Serio, stavolta sulla fascia destra agisce il numero 7, Lo Bosco, lo scambio, gioca sul velluto il 90-0-11, d'acquisto, aspetta il momento giusto, cambia gioco, va da Africano, non è male l'idea, continua a schiacciare lì gli avversari, la formazione nerazzurra, palla che arriva al centro, l'idea un'altra volta di Africano a cercare la sponda, in questo caso di Fontana, nessuno a ricevere su quel pallone del numero 11 illuminante. Adesso cambi pronti per mister Tomasello, esce Lucera, fuori il 10 dal 68esimo, chiaramente 69esimo, dentro il numero 27 Picone.
Picone, che ha trovato il gol quest'anno in campionato nella vittoria l'ultima gara qui contro il San Vito Lo Capo, gol decisivo che va su altri 3 punti, così come quello di Caracappa, che ricordo è in panchina dopo che doveva partire titolare, poi un problema di riscaldamento, la scelta di fare affidamento a Scalisi, che è uscito qualche minuto fa per far sbilanciare un po' più in avanti la formazione in maglia bianca. Con l'ingresso di Ordoniez scuote il centrocampo, aggiunge peso all'attacco mister Tomasello. Questo invece è un cambio un pochettino più naturale con Picone, che è sicuramente più centrato come zona di gioco rispetto a Lucera. Infatti lo vediamo giocare praticamente vicino al centrocampo, anche se anche sulle fasce ha un gran bel potenziale. Numero 27 sicuramente si muove di più rispetto a Lucera, che invece il talento è mostruoso e il modus operandi è un po' lo stesso. Atterrato Fricano, tutto buono, lotta ancora Picone, ma c'è sempre Fricano, grande partita anche la sua, per mantenere il possesso. Non c'è fallo su Fricano, calcio d'angolo, quindi ingenuità da parte del numero 20, può giocare Girgenti, si lamenta ancora Fricano e adesso poi deve pensare a difendere su questo calcio d'angolo. Girgenti potrebbe riaprire la partita se mette questo pallone bene in mezzo e se qualcuno dei suoi compagni risponde presente. Pallone che arriva proprio in linea di rigore, un'altra volta svetta più in alto di tutti un giocatore nerazzurro, poi qua Lo Bosco prova a rendere dura la vita a Petrullo, ci riesce, pallone ancora buono però per il Bagheria, gioca Petrullo sulla linea del fuorigioco. Ordoniez, cross che ha provato a rimettere al centro il giocatore ex Atletico Madrid, calcio d'angolo ancora per il Bagheria, ma dall'altra parte del campo. 71esimo, sempre Girgenti alla battuta, un po' più sparsi i giocatori in maglia bianca in area di rigore. Ora vanno compattandosi, Girgenti preferisce il servizio corto, poi lo scambio ancora per il numero 9. Era più un tiro quello di Girgenti che un tentativo di cross. Tabasso anticipa Zoom. Adesso altra occasione alla bandierina, ennesimo corner della giornata per il Bagheria, pallone che arriva al centro, forse il peggiore battuto da Girgenti. Lo Bosco risponde in area piccola, ancora Girgenti dietro, insiste Petrullo, cross sballato di Petrullo, rimessa dal fondo per il 90-011. Giallo per Zoom. Nel frattempo stavo cercando di capire quello che stava rimproverando il signor Mastro Simone ad Abate, e c'è il giallo per Zoom che stava perdendo troppo tempo. Altra munizione quindi per il numero 1 del Bagheria. Altra munizione per il Bagheria, per il numero 1 in realtà è la prima oggi, e se no non sarebbe ancora a difendere i pali della sua squadra. Ha dovuto fare vere e proprie parate Zoom, qualche uscita ottima nel primo tempo, ma poi diciamo che ha fatto fare più ai suoi uomini di difesa oggi, davvero fino a questo momento sempre impeccabili. Io poi evito di parlare prima per appunto evitare l'effetto contrario. Nel frattempo rimane avanti il Bagheria 90-011 che sta svolgendo una prova matura, quello che forse è mancato anche nelle ultime prestazioni alla formazione di mister Rinaudo, un po' di calma, un po' di gestione, un po' di maturità in più, soprattutto nei momenti più topici della gara. Settimana scorsa qui
contro la Folgore Castelvetrano sembrava già archiviata la pratica rossonera, invece poi la rete di Corè, l'80° praticamente, ha tolto tutte le speranze e i sogni del 90-011 di portare a casa la prima vittoria stagionale in campionato, però l'unica vittoria conquistata è proprio quella contro il Bagheria nel corso però dalla gara di ritorno, il primo turno di Coppa. Potrebbe cambiare presto la storia qui però al Comunale, ancora con il tentativo di Serio che mette i palloni al centro, da cui in qualche modo prova ad andare con la testa, a fare la sponda, poi un'altra volta batte a cercare Fontana, cambio supernaturale quello Iezzi-Fontana con il numero 11 che sta provando un pochettino più a svariare rispetto al 10 nerazzurro, però comunque sta facendo quello per cui anche Iezzi è chiamato a fare. Nel frattempo continuano le proteste soprattutto nei confronti delle panchine, tra la panchina nerazzurra e i giocatori in campo. No, panchina nerazzurra senza allenatore perché Rinaldo è squalificato, così come Matita, che è il suo secondo. Adesso pallone ancora una volta per il tentativo di Cirafici. Si perde tutto però con nulla di fatto, rimessa per il Bagheria che prova quindi a uscire. Ordonies un'altra volta con il petto a cercare l'aiuto di Girgenti, l'ex si prende fallo e adesso può andare dall'altra parte del campo a cercare l'idea per Gio. Qui il Bagheria ancora Serio però che è dappertutto in mezzo al campo ad aiutare i suoi, poi va lontano con questo pallone Tabasso, Ballariano più esterno in questa parte finale di gara. Ballariano almeno sta provando più soluzioni sulla fascia, spesso venire a sinistra, duettare con Ordonies che adesso sembrerebbe essere in fuori di gioco, invece tutto buono. Ancora Ordonies, pallone che arriva al centro, doppio velo, poi a mettere il pallone fuori Cirafici. Girgenti, ancora il numero 9, cross al centro, c'è fallo però qua commesso da Fontana, sembrava abbastanza netto. Calcio di punizione. Adesso si lamenta lo Bosco. Fallo qua abbastanza netto su Girgenti, un po' ingenuo Fontana. Adesso conta i passi il signor Mastro Simone. Zummo vediamo quanti ne vuole anche in barriera. Ho detto 2 in barriera, 1 dall'altra parte, adesso cambia idea, 1 solo in barriera ed è Serio. Adesso c'è anche un cambio che è stato richiamato dal signor, che è stato annunciato anzi al signor Mastro Simone. Esce Raya che è già ammonito, ha fatto un'ottima prova soprattutto nel primo tempo. 78esimo, entra il numero 13 Rotolo. Secondo cambio della gara per quanto riguarda il 90-011, non cambia nulla, centrale per centrale, anzi invece che Rotolo entra il 15 non il 13, quindi Pennisi, stessa cosa, centrale per centrale, non cambia niente.
si mette un po' più in campana il club nerazzurro, in quanto Rai appunto era ammonito. Può battere Girgenti finalmente, colpisce però Serio, deve uscire Zummo che mangia in testa anche al suo compagno di squadra d'acquisto, e poi occhio perché a terra Serio, crampi per Jack Serio, allora si perderà ancora qualche secondo. Vediamo se viene anche segnalato un altro cambio nei pressi della panchina però del 90-011. Non vedo particolare apprensione. Si rialza adesso Serio e allora si attende solamente la battuta di questo corner ad opera sempre di Girgenti. Deve andare il numero 9, allora che arriva al centro, esce sempre perfettamente la difesa del 90-011, che ora prova anche a trasformare l'azione difensiva in offensiva, rilancia a cercare la corsa di Abate, esce Cannizzaro a superare chiunque lì dietro, ci aveva provato a servirlo Pucci e poi non batte subito il 90-011, aspetta la gara, il punteggio, il ritmo che si abbassa, tutto gioca a favore in questo momento della formazione nerazzurra. Nel frattempo la signora Gianquinto va a parlare con il signor Mastro Simone. Ovviamente non credo più sia stata la protesta da parte della panchina del Bagheria per le continue perdite di tempo del 90-011, e il signor Mastro Simone ha confermato il fatto che tutto quello che si sta perdendo verrà recuperato. Si andrà quindi probabilmente per un recupero mostre alla fine di questa gara tra Bagheria, Città delle Ville e Bagheria 90-011. Pallone ancora girato nella metà campo del club in maglia bianca oggi, con Picone molto basso, numero 27. Adesso pallone che arriva dalle parti di Lopresti, l'ultimo tocco è proprio del 31 dopo il tentativo di sombrero su Jack Serio, che questi numeri ovviamente non se li fa fare. 82esimo in corso, mancano poco più di 8 minuti alla segnalazione del recupero. Un'altra volta ha provato a controllare qui Fricano, che si perde un'altra volta sul fondo laterale, quindi deve giocarla il Bagheria perché sta finendo il tempo. Va dalle parti di Picone, ancora il 27, prova le giocate, le sterzate, deve ritornare poi dalle parti di Ballariano, si propone a sinistra sempre Ordonies, cross che arriva al centro, esce in qualche modo Pennisi e poi è bravo, intelligente soprattutto d'Acquisto a scambiare con Serio e andare lontano. Aumenta la falcata d'Acquisto che poi mette il cross al centro, non controlla Lo Bosco, ma il pallone è buono per Fontana. Ancora il numero 11, va col destro, non fa partire ancora il tentativo, poi si appoggia nuovamente a Serio. La parata di Cannizzaro che mantiene ancora vive le speranze dei suoi. 83esimo, poteva essere il colpo e il KO, quello di Jack Serio, su un'azione da contropiede condotto in maniera ottimale da parte del Bagheria 90-011 senza avere frenesia. Poi il tentativo si è concluso con la conclusione di Serio, non è mai una cattiva idea. E allora calcio d'angolo, mischia al centro dell'area di rigore difesa da Cannizzaro dopo l'ottima parata del portiere del Bagheria. Cross che arriva al centro, tutti a vuoto, deve uscire quindi Girgenti che con calma prova a manovrare questo pallone in mezzo a una serie di maglie nerazzurre. Ancora Girgenti ha la qualità per poter fare queste giocate, infatti riesce a far salire i suoi. Ottima
qui l'idea da parte del numero 9, un po' meno quella di Gallina, pallone che si perde alle parti di Tabasso, che ha già girato la sfera dalle parti dei suoi compagni, e allora ancora una volta 90-0-11, ancora una volta a fraseggiare anche nella sua metà campo, sporgendosi un po' più in là, sempre con maturità, mai frenetica l'avanzata del 90-0-11. Poi qua c'è stato un contrasto tra Fontana e un giocatore in maglia bianca. Fontana ha rischiato, anche perché ha allontanato poi il pallone, poteva subire un provvedimento disciplinare in questo caso. 84 che si è concluso, siamo entrati nell'85esimo minuto di gioco, manca sempre meno alla fine del derby di Bagheria, che per ora ha ovviamente un binario che segue già dai primi minuti di gara e che sta ormai perseguendo, ormai sembrerebbe prendere quella strada lì, la strada del Bagheria 90-0-11, ma ancora c'è tanto da giocare, impossibile trarre conclusioni affrettate, perché tutto può cambiare, soprattutto quando stiamo parlando di un match che non assegna solamente 3 punti, ma anche e soprattutto la possibilità di cambiare l'inerzia di una stagione, di un momento come quello del 90-0-11, oppure di confermare la propria squadra nell'Olimpo, una classifica che ovviamente andrà sempre a modificarsi nel corso delle settimane che verranno, con tante sorprese che possono andare e venire, tanti punteggi che possono trarre conclusioni affrettate. Ora occhio al tentativo, Zummo non è preciso, ancora poi il destro di Florio, non è stato preciso Zummo e il capitano ha ridotto lo svantaggio 1-2. Come stavo proprio dicendo, c'è ancora partita qui al Comunale di Bagheria. Il Città delle Ville trova il gol dell'1-2, la rete siglata da Florio, che si era staccato dal suo normale spazio di operazione, ovvero la parte difensiva dello scacchiere di mister Tomasello, è andato forte ad attaccare la parte di campo avversaria e soprattutto a colpire. Tentativo da fuori che non ha visto uno Zummo abbastanza reattivo, anzi il contrario, da lì, perché la sua esperienza e la sua bravura non è sicuramente più per la presa, o quantomeno per respingere in una posizione dove non sono presenti maglie avversarie. È uscito male il tentativo di parata e adesso cambi altri per il 90-0-11. Esce Fricano, entra il numero 19 Mendo. 88esimo. Può giocare ancora il Bagheria, adesso galvanizzato dopo il gol. Prova a pareggiare una gara che sembrava già persa Ordoniez con questo sinistro sballato che poteva diventare pericoloso per Zummo. Pallone che si perde sul fondo per svoltare la stagione o per fare uno smacco importante ai rivali cittadini. E Bagheria contro 90-0-11. È una gara che sta vedendo avanti i ragazzi di mister Rinaldo sin dai primi minuti di gioco, però nel finale può cambiare tutto, soprattutto quando si tratta non solo di una gara normale ma di un derby. Occhio, perché qua potrebbe scoppiare qualche scintilla. È stato un brutto fallo da parte di Fontana ai danni di un giocatore avversario. Chiama calma la panchina del Bagheria, non vogliono ovviamente accendere
questioni inutili, non vogliono far scoppiare scintille che potrebbero anche rompere il ritmo della gara che si fa incandescente, e questo favorisce ovviamente chi sta sotto, chi cerca di recuperare. Tentativo impreciso qua, cercare la corsa dei Girgenti, prova ad andare, quindi ancora una volta Lo Bosco commette fallo il capitano del 90-011 e allora può andare il Bagheria. Poi qua brutto intervento da parte di Abate. Rosso diretto per il numero 4, intervento brutto, ma vanno tutti ad applaudire Giglio per la corsa che ha fregato il terzino nerazzurro. Rosso per Abate, incredibile. Al 90esimo potrebbe cambiare tutto, perché il 90-011 chiuderà in 10. Si arrabbia più che per l'espulsione Lo Bosco, per quel fallo non segnalato, e da quel fallo è partita tutta l'azione con il filtrante a cercare Giglio, che era scappato da Abate, che è entrato in spaccata e commettendo anche un fallo abbastanza rude, un intervento scomposto. Si è beccato il cartellino rosso, quindi Bagheria 90-011 in 10 nel corso degli ultimi minuti di gara. 90esimo che scocca adesso, siamo nell'extra time. Regola anche per le prossime gare, perché Abate quindi sarà assente per via della squalifica, e occhio perché qui può cambiare tutto. Una frase che ho detto spesso nel corso degli ultimi minuti, ma è questo il bello di gare del genere, di derby sentiti, vissuti fino all'ultimo secondo. Fischia Mastro Simone, deve andare Girgenti, pallone che arriva al centro, Zummo esce in maniera sicura, va lontano Serio, si gioca ancora, vediamo per quanto. Cannizzaro addirittura si trova nella propria panchina, forse per prendere subito il pallone, che però era già stato consegnato a un suo compagno. Non abbiamo visto quanto manca alla fine. Probabilmente Mastro Simone ha assegnato 6 minuti di recupero, perché sentivamo urlare proprio questo numero del direttore di gara, ma non abbiamo visto la semiotica, il gesto, il segno delle mani. Intanto andiamo, perché il primo è andato. Giglio ancora, può andare il numero 11, viene fermato da Lo Bosco, non c'è fallo, ancora a terra il capitano del 90-011. Cross dalle parti di Ordóñez, che non è in fuorigioco ma comunque viene chiuso da un avversario. Può lottare ancora Ordóñez, lo scambio con Lopresti che mette un traversone al centro, esce Pennisi e poi prova il tentativo, traversa, ma poi arriva la ribattuta Zummo. Miracolo di Zummo che si redime, era tutto buono, la traversa e poi il tentativo a botta sicura di Giglio. Zummo con un riflesso felino dice no. Era in gioco Giglio, non i suoi compagni che stavano per rimettere il pallone in gol. La parata autentica di Zummo. 92 in corso, mantiene il punteggio a favore il portiere del 90-011 dopo l'errore in occasione dell'1-2. Qua fallo commesso da Gallina, mantiene alta la concentrazione. Ancora 3,5 da giocare per arrivare a 96, che erano quelli previsti dal signor Mastro Simone, ma credo che si andrà anche oltre. Una grande parata di Zummo, davvero un gesto tecnico clamoroso. Lo stavo dicendo poco fa, un portiere esperto e dal talento inestimabile. Per questo mi ero sorpreso durante l'occasione che aveva portato al gol del Bagheria con Florio, che di solito lì quei tiri là lui o li stoppa oppure comunque li mette più lontano possibile. Ora ha fatto vedere il motivo per il quale il 90-011 ha puntato fortemente sull'ex Don Carlo. Adesso ottiene il possesso la formazione di casa. Costa torna dietro, ormai non ci sono più schemi, non c'è più nulla su cui contare.
Bagheria sotto di un gol ma avanti di un uomo. Va dalle parti di Ordóñez per pareggiare. Picone può anche pensare al tiro, poi preferisce ritornare sul destro, deviato. Allora Zummo la stoppa non senza qualche difficoltà, poi aspetta l'ultimo momento disponibile, aspetta l'arrivo di Florio. Va allontana adesso Zummo, aspetta proprio l'ultimo momento buono. Ancora una volta pallone qua conteso da Serio, che voleva fallo, non c'è nulla, si rialza subito, quindi il numero 7, 95esimo, non sta mettendo quel pallone dentro il Bagheria, per sperare, ci prova addirittura Cannizzaro. Ordóñez è tutto buono, pallone toccato dal giocatore in maglia bianca e la palla infatti è del 90-011, che può respirare, che può far passare secondi. 95esimo che si conclude ora, mancherà l'ultimo minuto, a meno che ovviamente il signor Mastro Simone non voglia assegnare altri secondi per un recupero dove comunque si è giocato, non è stato frammentato come ci si poteva aspettare. Ha provato in qualche modo, prima Lo Bosco poi Serio, a perdere più tempo possibile, entrambi non ci sono riusciti. Ora occhio, perché il pallone arriva alle parti di Giglio, che ha originato l'espulsione di Abate, ma poi poco altro. Qua ha provato addirittura Florio, che ormai abita nell'area di rigore avversaria, non fa più il centrale. Altra pallone rimessa al centro, Florio mi ha anticipato, adesso pallone sempre per Ballariano, che aspetta rinforzi, prende palla con un ottimo intervento difensivo Pucci, arriva Cannizzaro, mancano 20 secondi, va lontano Cannizzaro a cercare un'altra volta Florio, anticipato e bene dalla chiusura di Mendola, che sta facendo praticamente il centrale aggiunto, dove ormai questa gara non ha più niente da offrire se non l'ultimo assalto del Bagheria. 96 precisi, non arriva l'ultimo assalto, il 90-011 vince la prima gara stagionale in campionato, lo fa così come in Coppa contro i rivali, i cugini del Bagheria Città delle Ville. 2-1, bastano le reti di D'Acquisto e Lo Bosco. Ci aveva provato nel finale la formazione di mister Tomasello con la rete di Florio e con l'ultimo assalto, che è stato anche esagerato dall'espulsione di Abate, che aveva lasciato nel recupero i suoi in 10 uomini. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui sui canali di Sport Isili. Noi ovviamente vi rimandiamo al prossimo weekend di gare tra futsal e calcio dilettantistico e giovanile che il nostro palinsesto offre. Bagheria che adesso sarà protagonista settimana prossima nella trasferta neanche tanto lontana in casa del CUS Palermo, mentre per quanto riguarda il 90-011 qui al Comunale di Bagheria arriverà la Don Carlo. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi.